Bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione di approfondimento dedicata alle iniziative e agli eventi delle associazioni di volontariato della provincia di Rovigo a cura del Centro di Servizio per il Volontariato. E torniamo a darvi alcune notizie in un breve notiziario appunto di eventi, appuntamenti, iniziative delle associazioni che avverranno appunto nelle prossime settimane. Ma prima di iniziare il nostro notiziario volevo innanzitutto salutare la nostra ospite di questa settimana, Milena Furini, dell'Associazione Donne degli Orti. Ciao Milena. Ciao. E poi vi racconteremo perché abbiamo invitato per questa puntata Milena. Il tempo di dare alcune notizie e poi cedo a te volentieri la parola. Perfetto, grazie. Partiamo appunto con una serie di eventi e appuntamenti di questa settimana legati alla Giornata della Memoria, perché durante la Giornata della Memoria, che lo ricordiamo è stata istituita il 27 gennaio per ricordare le vittime dell'Olocausto, dei campi di sterminio nazifascisti, durante la Giornata della Memoria e nei giorni precedenti e successivi ci sono in programma numerosi eventi organizzati dalle associazioni per ricordare appunto la tragedia delle vittime del nazifascismo. E appunto in questa settimana sono in programma varie iniziative, molte con le scuole e molte aperte al pubblico che vale la pena di conoscere appunto per chi volesse partecipare. Partiamo con un'iniziativa che si terrà giovedì 26 gennaio a Villadose, alla biblioteca comunale, dopo cena alle 21, si terrà la proiezione del documentario La lunga marcia dei 54 di Alberto Gambato, un documentario che narra e ripercorre lo sterminio appunto avvenuto a Villa Marzana ad opera appunto dei nazifascisti. Interverrà il regista Alberto Gambato e la presidente del comitato scientifico Laura Fasolin, e questa iniziativa è organizzata dall'associazione Voci per la Libertà in collaborazione con il comune di Villadose. Mentre la stessa sera, sempre il 26 gennaio, nel sala consiliare del comune di Bagnolo, sempre alle 21, un'altra proiezione, questa volta del film Vento di primavera, che narra invece le deportazioni durante la Repubblica di Vichy degli ebrei francesi. Questo evento, che appunto lo ricordiamo si terrà a Bagnolo, è organizzato dal Centro Documentazione Polesano. Centro Documentazione che organizza anche un'altra proiezione il giorno successivo, quindi il venerdì 27 gennaio, la Giornata della Memoria. Sarà dedicata questa volta invece alla proiezione della Settima stanza, un film dell'ungherese Marta Mess-Zaros, che narra invece le tragiche vicende della filosofa ebrea Edith Stein. Questa proiezione avverrà appunto il 27 gennaio alle 21 nella sede del Centro Documentazione Polesano in via San Rocco 32 a Badia. E Giornata della Memoria anche per ricordare tra le molte vittime del nazifascismo anche gli omosessuali furono appunto tra le categorie diciamo che furono più colpite dalle discriminazioni, dalle violenze del nazismo, e l'associazione Politropia di Rovigo vuole appunto ricordare le persecuzioni di ieri ma anche le discriminazioni di oggi con un incontro e dibattito intitolato Ricordare il passato per combattere la violenza del presente. Si terrà sempre il 27 gennaio alle 21 nella sede dell'associazione che si trova in via Mure San Giuseppe a Rovigo. Infine, tra i tanti appuntamenti, ne ricordiamo uno che sarà la settimana prossima, il 31 gennaio, alle 17:30 all'Archivio di Stato di Rovigo, con gli storici Klaus Voigt e Carlo Spartaco Capogreco, per la presentazione di una ricerca sull'internamento libero nell'Italia fascista. Questo incontro è organizzato dall'Associazione del Fiume di Stienta, che ha in calendario numerosi eventi e appuntamenti anche col mondo della scuola per commemorare appunto i tragici fatti che sono al centro della Giornata della Memoria. Il calendario completo delle iniziative è sul sito del Centro di Servizio per il Volontariato www.csv-rovigo. Visitatelo, tra l'altro è stato appena rinnovato e offre numerose iniziative delle associazioni.
Passiamo ad altri eventi più in breve, prima di cedere la parola alla nostra ospite. Volevamo ricordare che da giovedì 2 febbraio ripartono le selezioni nazionali del cabaret di Riso fa buon sangue, che è il concorso promosso dall'Avis, appunto, e rivolto ad aspiranti cabarettisti. E ripartono giovedì 2 febbraio appunto al Teatro Studio di Via Oroboni a Rovigo alle 21:30 con una prima tappa delle selezioni dei migliori comici che poi potranno esibirsi in un evento a Rovigo che si terrà in giugno, in una data ancora da decidere, e nella finale del 25 agosto invece questa volta a Rosolina Mare. L'ingresso è gratuito, invitiamo ovviamente tutti a partecipare e ricordiamo nuovamente giovedì 2 febbraio alle 21:30 al Teatro Studio di Rovigo. Sabato 4 febbraio invece altro spettacolo teatrale, questa volta al Palazzetto dello Sport di Portoviro. Va in scena la commedia Non c'è tempo amore con Amanda Sandrelli, e la particolarità di questo evento è che sarà presente un banchetto di emergency con appunto gadget, materiali informativi e tutto quello che è disponibile per conoscere meglio l'associazione, eventualmente anche per chi volesse lasciare un'offerta a sostegno dell'ONG. E appunto sabato 4 febbraio a Portoviro Non c'è tempo amore, commedia con Amanda Sandrelli al Palazzetto dello Sport. Infine ricordiamo che domenica 5 febbraio è la giornata per la vita, è la 34esima giornata per la vita promossa dal Movimento per la Vita Italiano. Il tema di quest'anno è Giovani aperti alla vita, e partecipa ovviamente anche il Centro Aiuto alla Vita di Adria, che organizzerà numerosi banchetti sui sagrati delle chiese della diocesi di Adria e Rovigo con l'iniziativa Un fiore per la vita, un'iniziativa di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno delle madri e delle famiglie in difficoltà. Questo e molti altri eventi sono comunque disponibili sul sito del centro di servizio che vedete in sovraimpressione, www.csvrovigo.it, dove appunto trovate anche gli aggiornamenti, le prossime iniziative delle associazioni. Ma ne abbiamo tenuta una per ultima di queste iniziative e veniamo appunto alla nostra ospite Milena, perché appunto il 27 gennaio a Castelmassa ci sarà un incontro molto particolare dedicato alle condizioni dei lavoratori della discarica di Oaxaca in Messico, e in particolare un incontro di beneficenza per un'associazione che in Messico opera e che cerca di aiutare queste persone appunto a alleviare le loro condizioni di vita. Sì. Non mi dilungo io e cedo volentieri a te la parola, magari partiamo appunto raccontando che cosa succederà il 27 gennaio a Castelmassa. Sì, il 27 gennaio abbiamo organizzato un appuntamento al centro sociale di Castelmassa che in realtà si svolgerà in tre momenti. Cominceremo parlando di questa associazione e di quello che fa a Oaxaca. In particolare loro lavorano con i riciclatori, che in lingua messicana sono chiamati i pepenadores, e sono una delle classi sociali più discriminate del luogo. Dopo aver parlato di loro però abbiamo deciso di fare anche un approfondimento storico un po' sulla regione che è stata un po' bersagliata negli ultimi anni dalle rivolte, e per questo ci collegheremo con una scrittrice storica che si chiama Rosalba Piazza e che abita là da diversi anni e che la rivolta di Oaxaca del 2008 l'ha vissuta. Con questo noi cercheremo di fare un quadro un po' più generale delle condizioni in cui questa classe sociale vive. Dopo di questo però ci sarà anche un momento un po' più come dire, conviviale, un po' più leggero, con una cena di beneficenza, e quella sarà organizzata dalle donne di Castelmassa e in particolare dalle donne migranti di Castelmassa, mentre la prima parte l'abbiamo organizzata con il mio gruppo di donne che è un gruppo informale, si chiama Le Donne degli Orti di Castelmassa e dintorni, e anche grazie alla collaborazione dell'associazione Accendere per la Cultura di Castelnuovo Bariano. Il tutto grazie anche al centro sociale di Castelmassa che ci ospita e che è stato così gentile da aiutarci nell'organizzazione. Ecco, questo incontro è un incontro di beneficenza, sostiene una organizzazione che si chiama Sicanda. Sì. Che cosa fa questa associazione appunto nel contesto in cui opera? Sicanda è un'associazione italo-messicana, è nata circa 3 anni fa, e in dialetto mixteco Sicanda significa movimento. Loro dalla loro costituzione hanno deciso di collaborare con questi riciclatori che vivono nella discarica per migliorare le loro condizioni sociali soprattutto, e quest'anno in particolare hanno lanciato il progetto che si chiama A Natale regala una casa.
In realtà si tratta proprio di una sfida di solidarietà, perché loro, oltre ad aiutare quotidianamente i riciclatori che vivono, oltre che lavorare nella discarica, adesso stanno cercando di dare alle famiglie che vivono nelle baracche delle case ecosostenibili. In realtà sono case ecologiche che possono essere ricavate in parte dai materiali che loro stessi riciclano, perché il loro lavoro consiste proprio nello smistare manualmente i rifiuti che nella discarica di Oaxaca arrivano a tonnellate ogni giorno. Per capire un po' qual è la loro condizione basta pensare che si tratta di circa 160 persone, una quarantina di famiglie che lavorano tutto il giorno senza orari e per differenziare i rifiuti che in realtà arrivano tutti insieme e che riescono a ricavare per il loro lavoro di una giornata l'equivalente di 2 euro una volta che riescono ad avere quei materiali che possono vendere e ovviamente interessano al mercato. Quindi è un'associazione che cerca, come dire, di migliorare indubbiamente la situazione di queste persone che vivono in una condizione drammatica, decisamente drammatica. Sì, effettivamente sì, e i loro problemi sono diversi e in particolare le loro condizioni di vita molto povere non gli permettono di essere integrati con il resto della società, sono molto discriminati e anche i loro figli lo sono, perché non hanno le stesse possibilità di andare a scuola e di crescere come gli altri. Oltre a questo loro hanno molti problemi di salute perché lavorano in condizioni veramente molto precarie, ma dal momento in cui Sicanda ha cominciato a collaborare con loro, anche queste loro condizioni sono migliorate. Piccoli accorgimenti come per esempio usare i guanti per smistare i rifiuti oppure mettersi un paio di stivali sono cose che loro magari neanche pensavano 3 anni fa, prima che qualcuno gli dicesse che era possibile farlo. Un'ultima curiosità, appunto tu fai parte di un'associazione, un gruppo informale che si chiama Donne degli Orti, sì. Ecco, come nasce e di che cosa si occupa questa realtà? Il gruppo Donne degli Orti in realtà è un gruppo femminile e soprattutto di riflessione culturale, è formato da diverse amiche di Castelmassa, ma non soltanto, di Castelmassa e dintorni infatti. Il nostro gruppo sfora infatti anche nella provincia di Mantova. Noi ci ritroviamo ad esempio in occasioni come queste, quando c'è una buona causa da sostenere e abbiamo un evento da organizzare, oppure ci incontriamo per organizzare noi qualche evento. La nostra attività principale negli ultimi anni è stata quella di organizzare degli incontri con le donne di Castelmassa, che però non sono soltanto italiane, sono soprattutto donne migranti che hanno colto la nostra idea e ci hanno dato ragione, nel senso che aspettavano soltanto l'occasione per avere un punto di ritrovo e un momento per conoscersi fondamentalmente. L'idea è quella di fare rete, seguendo soprattutto un filo femminile e attraverso la pratica quotidiana, ma anche la pratica degli incontri e dell'amicizia, riuscire a mantenere i rapporti che abbiamo e a crearne sempre di nuovi, nell'idea che uno scambio sia sempre motivo di ricchezza reciproca, ovviamente. Grazie mille Milena per essere stata con noi. Complimenti per quello che fate a livello locale, complimenti anche appunto a Sicanda per quello che sta facendo in Messico, che è molto importante, e chi volesse sostenerli, lo ricordiamo, può partecipare appunto a questo incontro. Ricordiamo nuovamente la data, venerdì 27 gennaio alle 18 al Centro Sociale di Castelmassa, quindi un momento in cui si potrà conoscere di più questa realtà molto, molto pesante, molto difficile, anche un momento conviviale perché appunto ci sarà poi una cena multietnica, quindi sì, un momento anche per stare assieme. Si potrà contribuire concretamente al progetto facendo un'offerta per la cena. Esatto, penso sì, che basti il poco di tanti poi per riuscire a fare qualcosa di importante. Grazie ancora per essere stata con noi. E ringraziamo ovviamente anche il nostro pubblico che da casa ci segue come sempre, e nel ringraziarlo vi invitiamo ovviamente a continuare a seguirci la prossima settimana per una nuova puntata di Spazio Volontariato, in cui continueremo a tenervi aggiornati sulle iniziative, sugli eventi, su tutto quello che succede attorno al mondo del volontariato in provincia di Rovigo. Arrivederci alla prossima settimana.